Il Postaucicco fa parte di una catena montuosa che inizia dal DNA al Quarnan fino ad arrivare al Soroki Plus sopra le sorgenti del Torre. Sia l'andata che il ritorno lo facciamo sempre sullo stesso sentiero, il 729 che parte da Cesaris. Questa catena montuosa fa parte delle Alpi Giulie ed è molto ben visibile dalla pianura. Il paesino di Cesaris è raggiungibile in poco più di 20 minuti da Tarcento. Il sentiero, che alcuni anni fa era stato devastato dalla caduta di molti alberi, ora è stato ripulito ed è perfettamente agibile. La giornata è splendida, ma è molto ventosa. I primi 500 metri di dislivello si percorrono su dei gradevoli tornanti. Usciti dalla zona boscosa si comincia a salire rapidamente. La salita avviene su dei piccoli tornanti che costeggia un canalino pieno di detriti. Guadagniamo rapidamente quota fino ad arrivare alla Forcella Dolina. Sul versante nord, oltre a trovare dei bei cumuli di neve, ci aspetta un vento gelido e sferzante. Il tratto roccioso che porta all'anticima è reso scivoloso dal ghiaccio. Un vento che neanche in tutto l'inverno abbiamo assaggiato, freddo da nord. Poche centinaia di metri e siamo sull'anticima del monte Postaucicco. Attraversata una piccola cresta, raggiungiamo presto il nostro obiettivo. Sarebbero state interessanti alcune riprese aeree, ma il vento ci ha impedito di usare il drone. La cima offre una spettacolare vista sulla pianura fino alla laguna di Marano. Alle nostre spalle il comprensorio delle Alpi Giulie, che si estende fino al confine con la Slovenia. Ci apprestiamo quindi per la discesa, sempre sul sentiero CAI 729. Il sentiero in discesa appare ancora più ripido, ma i piccoli tornanti lo rendono piacevole e privo di difficoltà.
quota 1500 riprendiamo il tranquillo sentiero che scende dolcemente sui tornanti in mezzo al bosco fino ad arrivare al paesino di Cesaris. Il punto di partenza per l'escursione è facilmente raggiungibile. Da Tarcento prendendo la Valtorre fino a Pradielis. Da qui Cesaris si trova a meno di 2 km di distanza. Da Cesaris il sentiero CAI 729 porta a Forcella Dolina e poi al Monte Postolcico. La discesa avviene sullo stesso percorso. Grazie per la visione, ricordatevi di iscrivervi al canale.